Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Adria, siamo all'Istituto Cipriani dove è stato presentato il progetto Orto Didattico e Solidale. Nell'occasione è stata sottoscritta la convenzione tra la scuola, rappresentata dalla dirigente Lorenza Fogagnolo, il comune con il sindaco Omar Barbierato e l'associazione Foglie Vive di Taglio di Po con il presidente Daniele Passarella. Presente tra gli altri l'assessore del comune di Taglio di Po Davide Malangoni, gli assessori Sandra Moda e Andrea Micheletti per Adria e la docente Barbara Giunta. Proviamo a capire l'importanza di questa iniziativa e le occasioni che fornirà di collaborazione tra la scuola, l'amministrazione e i volontari esterni della società civile. Abbiamo preso contatti con l'associazione di volontariato Foglie Vive di Taglio di Po, che da vari anni si occupa per offrire un sostegno socio-economico a persone in difficoltà nell'ambito di orti solidali, cioè creando questi orti solidali realizzati in collaborazione con il Comune e l'Istituto Comprensivo di Taglio di Po. Quindi l'associazione Foglie Vive ha preso contatto una volta con l'amministrazione comunale di Adria, ci siamo incontrati anche in sede della casa comunale, anche con l'assessore Sandra Moda e con il sindaco, e abbiamo trovato davvero grande accoglienza e sintonia di intenti in questo senso. La capacità di far rete, di lavorare insieme, è una capacità che nel mondo del lavoro, qualsiasi lavoro farete, fa la differenza. Si affrontano quindi degli aspetti, problemi, aspetti sociali e didattici e li si portano avanti insieme, in maniera vincente. La maniera vincente poi la farete voi, la differenza la farete voi, la farà il Comune nel fornire quello che serve al progetto e quindi io vi auguro un buon lavoro. Scoprire il valore, come diceva prima, il valore della terra, no? Il toccarla, il provare a seminarla, provare a dare l'acqua, cioè crescere una pianta, no? Quindi nel didattico ci sposiamo bene con questo. Per quello che riguarda l'orto di Adria, l'intenzione nostra, ed era quella che abbiamo proposto al Comune, era quello di aiutare le persone in che modo? Facendole venire a lavorare nell'orto, accompagnati da una persona logicamente responsabile, quindi stiamo cercando una persona responsabile da affiancare a queste persone. Il Comune provvederà a indicare quali sono le persone, perché noi come Foglie Vive non abbiamo mai deciso chi saranno le persone che viene a lavorare nel nostro orto. Le sempre mandate o il Comune di Taglio di Po, per dire, o la Caritas di Taglio di Po, quindi ci siamo proprio, chiunque ci mandano noi proviamo a fare del nostro meglio. Quindi in questo caso aspettiamo che il Comune ci fornirà, parola sbagliata, si adopererà per segnalarci delle persone che noi le faremo lavorare attraverso dei progetti. I progetti che vengono attivati normalmente da un comune mi sembrano che siano tipo progetti RIA, a seconda del periodo cambiano, sono partiti con SIA, diventa RIA, diventa reddito di cittadinanza, reddito di inclusione attiva, ci sono diversi tipi di tipologie di lavoro che il comune può offrire a queste persone. Queste persone sono, quando sono accompagnate da questo progetto, coperte dall'assicurazione. Nonostante questo noi come associazione abbiamo anche la nostra assicurazione per coprirle, quindi una cosa in più e che può aiutare. Vedete, questa è l'area che è stata trattata da Foglie Vive. È un'area, abbiamo fatto un conteggio indicativamente, sono 500 metri quadrati. Effettivamente in 500 metri quadrati con loro, con l'esperienza che hanno loro, almeno di partenza è più che bene, anche perché non potevamo portare via altro spazio, soprattutto al discorso che avevamo messo fuori le 2 aule didattiche, altrimenti diventava un stringere, anche perché si spera che queste 2 aule didattiche possano essere momenti non solo scolastici ma anche culturali del territorio, di fare qualche evento, di fare qualche concerto. Se quello che hanno deciso loro sono colture che hanno una
facile coltivazione, prima di tutto, vero, le piante, Daniele, che tu avevi fatto l'elenco, e soprattutto una condivisione con le cucine, cioè che siano anche prodotti trasformabili e utilizzabili per le varie cucine e sale che si era visto. Se ci spostiamo dalla parte di là vi facciamo vedere un po' anche quello che invece c'era già. Per cui abbiamo un'area perimetrale che adesso non vedete benissimo, ma abbiamo della lavanda e vari fiori che attirano sicuramente api. Qua, se vedete, tempo un mese, qua è pieno di farfalle, di api e di coccinelle in una maniera spaventosa questa zona, perché è un paradiso terrestre in quello che è esatto, per cui trovano sicuramente. Per cui qua abbiamo queste cose. L'anno scorso avevamo fatto degli acquisti in collaborazione con l'Istituto Agrario di Sant'Apollinare di alcune piante, erbe aromatiche, piante che ci siamo autofinanziati nell'acquisto proprio perché avevamo fatto dei laboratori con i ragazzi, avevamo venduto delle cose all'interno e abbiamo pensato di reinvestire nelle nostre piante.